È un progetto in 3 fasi, quello che la Regione del Veneto ha presentato nel pomeriggio a categorie economiche e sindacati. Riaprire sì, il prima possibile, questo è il concetto, ma nella massima sicurezza sanitaria. Prima mossa sarà l'individuazione in ogni azienda di un Covid manager come figura di riferimento dell'intero processo. Secondo passo, la definizione di un piano aziendale dei rischi Covid. Subito dopo la definizione, applicazione rigorosa di 10 indicazioni operative da attuare in azienda, un decalogo vero e proprio che va dalla sanificazione degli ambienti di lavoro all'incentivazione dello smart working, passando per l'obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione, uso razionale dei test diagnostici. A categorie economiche e parti sociali la Regione ha chiesto di far pervenire a stretto giro le proprie osservazioni e suggerimenti. L'intenzione è quello di condividere con il governo entro lunedì, annunciano Zaia e l'assessore alla sanità Lanzarin. Presente al tavolo anche la CNA del Veneto, gli artigiani sono pronti a fare la loro parte. Nei contesti delle imprese artigiane gli assembramenti sono ridotti. Le distanze, per buona parte, possono essere rispettate utilizzando dei dispositivi di protezione individuale. Ci può essere un'organizzazione anche nel rapporto con la clientela o con i fornitori ben organizzato. La Regione a sua volta, oltre a predisporre un manuale, è pronta a partire con una sperimentazione in 20 aziende con 3.000 lavoratori totali.